Il tariffario non esiste più, nel senso che esiste effettivamente un tariffario che è sul sito del CNOP, cioè il sito dell'Ordine Nazionale, tuttavia è solamente indicativo, perché col decreto liberalizzazioni è stata abolita qualunque forma di tariffa minima o massima per le varie professioni. Conseguentemente lo psicologo è libero, se è libero professionista, di determinare le prestazioni, il costo delle prestazioni professionali come ritiene, e se è dipendente comunque di accettare compensi che ritiene insomma nei limiti della libertà contrattuale. Chiaramente esistono dei principi deontologici sulla dignità e il decoro della professione e quindi il compenso deve comunque essere perlomeno decoroso. Rispetto a tali principi l'invito è a confrontarsi sempre con l'ordine che è a disposizione per determinare in qualche modo se siamo dentro questi comunque laschi ambiti di azione.